È proprio questa delega speciale per Venezia e la Laguna che mi permette di parlare a pieno titolo di questa bella iniziativa che avverrà il 22 di febbraio, che pone l'accento proprio sul fatto che la salvaguardia di Venezia non è solamente salvaguardia di infrastrutture, salvaguardia tecnica, è una salvaguardia del patrimonio identitario e questo lo si fa attraverso le persone che ogni giorno costruiscono e realizzano con le proprie mani questa straordinaria città, fatta di equilibri, spazi e tempi delicati. Io praticamente da quando sono nato che svolgo queste attività in Laguna di Venezia e questo mi ha portato ad amare profondamente il mio territorio e cercare di fare di tutto per salvaguardarlo, perché negli anni ho visto l'aumento del degrado lagunare portato da varie problematiche. Quindi abbiamo cercato di fare delle strutture proprio per mantenere, valorizzare ed aumentare questa sensibilizzazione verso l'ambiente per la tutela del patrimonio ambientale. Quella in programma domenica 22 febbraio è una di queste iniziative. Sì, esatto, abbiamo cercato di coinvolgere più parti legate diciamo, all'ambiente della città di Venezia proprio per aumentare la conoscenza e la presenza di queste categorie per cercare di sensibilizzare al massimo questa necessità che abbiamo nel territorio della Laguna di Venezia per cercare di risolvere il problema. Questa è un'iniziativa che rievoca le due stagionalità del popolo lagunare, la Quaresima, che conosciamo bene qual è, no? È l'inizio della primavera, quindi c'è un'entrata dal mare del pesce, tutto un movimento che si mette in moto dei pescatori professionali, dei dilettanti, no? E quindi tutta una serie di iniziative collegate non solo all'attività della pesca, ma all'agricoltura, al cambio di stagione, a tutta una serie di principi di accentuazione che la laguna ha come metamorfosi, diciamo, di inizio stagione, no? La fraima invece, dalla parola infra-aimes, che è in mezzo alle stagioni, parte da un presupposto di concentrazione di raccolta del prodotto, no? Concentrazione di raccolta del prodotto in qualità di uscita del pesce verso il mare, verso delle acque più profonde e da cui l'ingegno delle persone a costruire nel tempo le valli da pesca, andare a esercitare determinate tipologie di raccolta oggi ancora presenti ma con tutta una serie di difficoltà, quindi ci inoltreremo sulle difficoltà, parleremo di queste difficoltà e creeremo i presupposti per la sensibilizzazione anche di cercare di arginare queste difficoltà e queste problematiche che in laguna stiamo soffrendo, un po' la marinizzazione, un po' la noce di mare, no? Che questo diciamo, medusa che sta comportando una distruzione del plancton, del fitoplancton, quindi parleremo un po' di tutti gli elementi che caratterizzano. Avremo degli artisti, degli espositori, uno di questi porta il mio cognome, è mio fratello che è un artista che si è rimesso a dipingere dopo aver fatto tanti anni i dirigenti in banca, insomma, no? E quindi creeremo un presupposto anche coreografico all'iniziativa perché la gente sia sensibilizzata sul fatto che noi, pescatori, cacciatori, amatori dell'ambiente e popolo lagunare delle barche, insomma, arriviamo un po' a toccare tutti i punti e tutte le iniziative che divulgheremo quel giorno.